Palermo è la capitale della cultura 2018. Fra 2 anni la Sicilia potrebbe nuovamente essere incoronata. In lista per salire sul trono Agrigento, con la sua Valle dei Templi che gode già del prestigioso riconoscimento dell'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Ma la città, celebre anche per aver dato i Natale a Luigi Pirandello, dovrà contendersi la leadership in finale con una concorrenza agguerrita. Ma un altro passo importante è stato compiuto e tra le prime 10 in classifica, consolidando così la sua candidatura a Capitale della Cultura 2020. A renderlo noto è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Agrigento dovrà misurarsi con Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. Il titolo verrà assegnato il prossimo 16 febbraio. Le candidate in tutto erano 21, imprenditori, artisti e studiosi. Sono tantissimi i sostenitori dell'importante candidatura di Agrigento. Entrare nella shortlist delle città candidate a capitale italiana della cultura, ha detto il sindaco Firetto, è il riconoscimento di un valore collettivo, di un impegno condiviso, del lavoro iniziato già nel 2015 tra chi ha voluto credere che insieme si possa cambiare il destino delle città. È il momento del riscatto, è l'ora di raccontare la storia straordinaria di 2600 anni di una città culla di menti eccelse e soprattutto di una comunità che oggi sta risorgendo dalle ombre, dagli orrori e dagli errori di un recente passato e che vuole essere esempio per tutte le città che credono in un futuro sostenibile. Agrigento ha avviato un percorso di rinascita attraverso la cultura, l'arte, l'architettura, la ricerca, l'innovazione, il volontariato. È un'idea che coniuga obiettivi di qualità della vita, di crescita, di lavoro, costruiti, ha concluso Firetto, sul recupero paziente, meticoloso, autentico della sua identità, dalle origini al presente, per guardare al futuro.